Gli alpini abbiano più rispetto della propria storia, perché a un certo punto qua la maggior parte sono veneti, devono ricordarsi che la loro patria è la Repubblica Veneta, non è l'Italia. L'Italia è uno Stato straniero che occupa illegalmente. Il messaggio è affidato ai social network perché possa circolare più velocemente possibile il verbo venetista, il loro, che questa volta si scaglia contro il tricolore italiano di cui le nostre strade si stanno piano piano riempiendo per prepararsi ad accogliere le penne nere di tutta Italia. Un'ostentazione definita insolente e grottesca dal presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Veneto. Non è una festa di popolo. È una festa privata degli alpini di un corpo militare italiano. Il gruppo, lo ricorderete, è quello che aveva partorito l'idea di armare la polizia veneta, pubblicato documenti in cui minacciava pesanti punizioni contro questori e dirigenti di polizia e invitato i cittadini residenti in Veneto a non pagare le tasse. L'Italia è uno Stato che occupa illegalmente i nostri territori, ovvero i territori della Repubblica Veneta, che è ancora viva, vigente, anche se loro fanno di tutto per non riconoscerla. Un post questa volta diretto proprio agli alpini, in difesa dei quali subito si è schierato l'ex sindaco di Treviso, lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Loro, le penne nere, hanno invece preferito non intervenire. Gli alpini sono una forza militare straniera italiana, si sono resi responsabili, il corpo degli alpini, responsabili di molti efferati crimini anche di guerra. Una provocazione troppo forte per pensare di restare in silenzio.